benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Trapani ha arrestato il deputato regionale del PD Dario Safina, ex assessore ai lavori pubblici, accusato di corruzione e turbativa d'asta. Lui si difende, chiarirò tutto, altri 3 indagati. Processo Black Job, 8 condanne e 2 assoluzioni in primo grado nell'inchiesta sui presunti casi di corruzione all'Ispettorato del Lavoro di Catania. Tra i condannati anche l'ex deputato Marco Forzese. Blitz antidroga a Librino, 14 arresti, l'organizzazione metteva a disposizione dei clienti una stanza per consumare cocaina, crack e marijuana. Gli ordinativi degli stupefacenti arrivavano dal carcere di Napoli. Enna, una lite tra padre e figlio, all'origine dell'omicidio a coltellate di Gaetano Menzo, imprenditore edile, ucciso ieri in casa. Il giovane, già in carcere, parla di legittima difesa. A Messina, 2 insegnanti del nautico malmenati a scuola dal padre di un alunno. Il genitore si difende: mio figlio picchiato da un professore. Palermo, lavoratori dell'AST, l'azienda siciliana trasporti in piazza, a rischio fallimento, futuro appeso a un filo per 800 dipendenti. Schifani verso la nomina a commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, potrà decidere la realizzazione dei termovalorizzatori con procedura d'urgenza. Io Capitano di Matteo Garrone è candidato all'Oscar nella 5ª dei film internazionali. Il giovane guineano che ha ispirato la pellicola era ospite di una casa famiglia di Catania. Calcio, Catania stasera in campo a Rimini per la semifinale d'andata di Coppa Italia, gara chiave per un accesso prioritario ai play-off. Intanto cambia il calendario dei rossazzurri. Bentrovati, arrestato dai carabinieri il deputato regionale del PD, il trapanese Dario Safina, ex assessore ai lavori pubblici nel comune della Giunta Tranchida, è accusato di corruzione e turbativa d'asta. Lui si difende: ho la coscienza a posto, dice chiarirò tutto appena possibile. Laura Spanò. Corruzione, turbativa d'asta, rivelazione di notizie d'ufficio sono le accuse che stamani hanno portato a domiciliare il deputato regionale del PD, l'avvocato Dario Safina, 48 anni, trapanese. Al centro dell'indagine concorsi truccati all'interno di una società di servizi e l'affidamento di servizi di pubblica illuminazione a Trapani. L'indagine, coordinata dalla procura diretta dal procuratore Gabriele Paci, risale a quando l'onorevole Safina era assessore ai lavori pubblici nella giunta dell'attuale sindaco Giacomo Tranchida. Le indagini, effettuate dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, hanno visto l'applicazione di misure cautelari del divieto di dimora a Trapani ed Erice nei confronti dei direttori tecnico e amministrativo della società Trapani Servizi Giuseppe Ullo e Carlo Guarnotta e contro un altro indagato, Valerio Christian, energy manager per la Sicilia di una società operante nel settore dell'illuminazione pubblica, a cui è stato imposto il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno. Per l'accusa, Safina tra il 2020 e il 2021 si sarebbe adoperato a truccare i concorsi indetti dalla Trapani Servizi per la designazione del direttore generale, inserendo nel bando requisiti strettamente correlati ai titoli e alle esperienze professionali dell'amministratore unico uscente, l'ingegnere Guarnotta, condizionandone l'esito in suo favore. I 2 avrebbero adottato atti contrari a doveri di uffici nelle nomine di un collaboratore esterno e direttore tecnico della medesima società. Contro Safina c'è l'accusa di essersi accordato, mentre era assessore al comune di Trapani, con un imprenditore 45enne di Messina che opera nel settore della pubblica illuminazione, per turbare la procedura di project financing per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, informandolo preventivamente sulle tempistiche di pubblicazione, sui contenuti e l'importo di base del bando, consentendo così alla società di ottenere l'aggiudicazione della procedura con la presentazione di un'offerta congrua rispetto a quella degli altri concorrenti. Oggetto dell'indagine anche l'affidamento alla stessa società, al di fuori di ogni procedura concorsuale, dei lavori di rifacimento dell'illuminazione di 2 impianti sportivi trapanesi, Campo Aula e Campo Coni. Processo Black Job a Catania, 8 condanne e 2 assoluzioni nell'inchiesta sui presunti casi di corruzione all'Ispettorato del Lavoro. Tra gli imputati condannati in primo grado anche l'ex deputato Marco Forzese. Emanuela Corsi.
8 condanne e 2 assoluzioni è la sentenza pronunciata dalla terza sezione penale del Tribunale di Catania nel procedimento nato dall'inchiesta della Procura Etnea Black Job, dalla quale è emerso un giro di corruzione all'interno dell'Ispettorato del Lavoro catanese. Condannato in primo grado a 3 anni di reclusione per soppressione, distruzione e occultamento di atti, l'ex deputato regionale Marco Forzese. Stessa decisione dei giudici per l'imprenditore Salvatore Calderaro. 7 anni invece per l'ex direttore dell'Ufficio Territoriale del Lavoro Domenico Amic. Tutti e 3 gli imputati sono stati assolti invece, come richiesto in aula dal PM Fabio Regolo, dal reato di corruzione. Al centro delle indagini della Guardia di Finanza condotte tra ottobre 2016 e marzo 2017 l'Ufficio Territoriale del Lavoro di Catania, dove scomparivano fascicoli, venivano annullate richieste di sanzioni o fatte rateizzazioni al minimo in cambio non di soldi ma di favori, come voti dagli imprenditori aiutati e un soccorso politico alla Regione per ottenere promozioni o assunzioni in strutture pubbliche. Le telecamere nascoste avevano ripreso Forzese con Calderaro, mentre quest'ultimo nascondeva sotto il giubbotto un incartamento, fascicolo poi ritrovato dalle Fiamme Gialle proprio a casa dell'imprenditore. Tra gli altri imputati ci sono anche l'ex direttore sanitario dell'ASP di Catania Franco Luca e il rappresentante legale dell'ENAI Pignazio Maugeri, condannati a 6 anni di reclusione. 6 anni e un mese per l'ex responsabile dell'ufficio affari legali Maria Rosa Trovato e per il commercialista Giovanni Patti. Condannato per falso ideologico a 1 anno di reclusione, pena sospesa Giovanni Franceschino. Tra le 10 persone sedute al banco degli imputati, solo 2 assoluzioni, per Antonino Nicotra, accusato di corruzione, e per Anna Maria Catanzaro, a processo per falso ideologico. Blitz antidroga a Lebrino, a Catania, 14 arresti. L'organizzazione metteva a disposizione dei clienti anche una stanza per consumare cocaina, crack, marijuana, basi logistiche in 5 appartamenti degli ACP occupati abusivamente e presidiati da vedette. Gli ordinativi degli stupefacenti avvenivano direttamente dal carcere. Tonino De Mana. Cocaina e crack ai piani alti, marijuana al piano terra ed un appartamento a disposizione per il consumo della droga al riparo da sguardi indiscreti. I carabinieri di Catania hanno messo sottosopra il caso di dirlo, considerato anche il nome dell'operazione, 3 importanti piazze di spaccio operative a Librino. Epicentro del blitz alcuni edifici sul viale Nitta 12, dove 5 appartamenti di proprietà delle ACP erano occupati abusivamente e presidiati da vedette. Un'organizzazione capeggiata dai fratelli Livoti e da Carmelo Anthony Spampinato, che non lasciava nulla al caso, con gli ordinativi di droga che partivano direttamente dal carcere di Napoli. L'organizzazione aveva una struttura piramidale e ben gerarchizzata, erano ben chiari i livelli dell'associazione, pertanto sono stati individuati 3 localizzatori. Questi 3 soggetti organizzatori prendevano gli ordini da un capopromotore che anch'egli era detenuto già nel corso dell'attività. Dal carcere riusciva a inviare le direttive per la corretta gestione dell'attività criminale. Oltre 350 i clienti giornalieri per un giro d'affari di 15.000 euro al giorno. Novità e particolarità su Catania il fatto che la droga si poteva consumare direttamente sul posto. È una sorta di drug room adibita al consumo in loco dello stupefacente, che poteva essere acquistato e direttamente consumato in questa stanza dove c'era tutto l'occorrente per il consumo, quindi sedute e tavolini e anche strumentazione per la consumazione. Utilizzato un linguaggio criptico come birra, mezza birra e lampadina da 40 watt per indicare le quantità di cocaina. 31 complessivamente gli indagati. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 4 kg di stupefacenti, 5.000 euro in contanti, 18 catalizzatori e 2 gruppi ottici di una Smart, tutti oggetto di furto, che venivano utilizzati dagli acquirenti per pagare la droga. Confessa l'omicidio del padre, ma la sua versione non convince gli investigatori. Mio padre voleva accoltellarmi, mi sono difeso, così ha detto il 22enne in carcere a Enna. La scena del crimine svelerà i necessari dettagli. Eva Spampinato. Ho ucciso mio padre per legittima difesa. Matteo Menzo confessa l'omicidio del genitore, l'imprenditore di 58 anni Gaetano Menzo, ma la sua versione non convince i poliziotti. Soprattutto la dinamica di quanto raccontato dal 22enne non coincide con la scena del delitto, dove sarebbero stati trovati 1 o 2 coltelli da cucina intrisi di sangue, con i quali sarebbero stati sferrati almeno 8 fendenti. L'imprenditore è stato ucciso ieri a coltellate poco prima delle 14 nella sua abitazione in via Mola,
piccola Enna. Il figlio, che subito dopo l'omicidio aveva fatto perdere le sue tracce, agganciato telefonicamente dalla polizia, è stato intercettato per strada, poi si è consegnato alla squadra mobile raccontando di essersi difeso dal padre, che avrebbe urlato e poi avrebbe estratto un coltellino provando a colpirlo. Il coltellino però è stato trovato nella tasca della vittima e pulito. Nell'attesa di scoprire i motivi della lite tra padre e figlio, spetterà al medico legale stabilire quale sia stata la coltellata mortale. La casa è stata sequestrata per cristallizzare la scena del delitto. Matteo Menzo è in carcere ad Enna. Nelle prossime ore dovrebbe tenersi l'udienza di convalida della misura cautelare. Non verrà tolta la figlia piccola a Martina Gentile ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento aggravato nei confronti di Messina Denaro. La Procura dei minori voleva revocarle la potestà genitoriale per aver aiutato il boss a sottrarsi all'arresto e per aver recapitato i pizzini del capomafia ai destinatari. Il Tribunale dei minori di Palermo ha stabilito che non c'è necessità immediata di un tale provvedimento che imporrebbe alla piccola appunto l'interruzione dei rapporti con la madre. La Guardia di Finanza ha denunciato 73 persone, residenti principalmente a Gela e Niscemi, che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Tra i denunciati alla Procura di Gela, extracomunitari privi del requisito di permanenza, cittadini che si dicevano disoccupati ma che in realtà lavoravano a nero e soggetti con precedenti penali anche nella criminalità organizzata. Le somme indebitamente percepite ammontano a un totale di circa €500.000. Palermo manifestano i lavoratori dell'asta, rischio default, futuro appeso a un filo per 800 lavoratori dell'azienda dei trasporti siciliana. Marco Gullà. Una crisi nera che si riflette sui lavoratori. L'AST, l'azienda siciliana dei trasporti, è ancora una volta a rischio default. 800 lavoratori rischiano il licenziamento e questa mattina in molti hanno manifestato davanti la sede del governo regionale a Piazza Indipendenza a Palermo. La politica non ci sta aiutando, dicono lavoratori e sindacati, una spada di Damocle che pende sulla testa dei dipendenti. Siamo preoccupatissimi perché abbiamo dei politici irresponsabili che non tengono conto di 800 famiglie che possono perdere il posto di lavoro. Diversi anni fa abbiamo avuto lo stesso ennesimo problema, quindi qui il problema è del governo. Ogni cambio di governo noi abbiamo sempre lo stesso identico problema e ripeto, siamo, come dicevano i colleghi, siamo preoccupatissimi di questa situazione generale che si è venuta a creare. Il presidio oggi è molto partecipato perché è alta la preoccupazione dei lavoratori e quindi delle parti sociali, dal momento in cui la Regione ha pensato di stralciare l'articolo dei 20 milioni per il rilancio dell'azienda AST. Non avendo avuto dal 9 di gennaio, quindi la data dello stralcio, ad oggi ancora nessuna risposta, chiaramente siamo qui perché esortiamo la politica a convocarci, a darci qualche notizia. Futuro incerto e preoccupazione che sale giorno dopo giorno. Noi è da 5 anni che lavoriamo a contratti a rinnovo, 2 mesi, 3 mesi, 1 mese. Come facciamo a costruirci una famiglia? Come facciamo ad andare avanti? Come possiamo garantire un futuro alle nostre famiglie? Via libera in commissione parlamentare alla nomina del Presidente della Regione Schifani a commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. Il governatore potrà decidere la realizzazione dei termovalorizzatori con procedura d'urgenza. Manlio Viola. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani sempre più vicino alla nomina a commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nell'isola. L'emendamento al DL Energia che consentirà al governo nazionale di nominarlo per la costruzione dei termovalorizzatori in particolare è stato approvato dalla Commissione Attività Produttive e Ambiente di Montecitorio alle prime luci dell'alba, come conferma Nino Minardo, deputato della Lega e presidente della Commissione Difesa della Camera. Con la nomina di un commissario con poteri veri siamo al punto di svolta nella gestione dei rifiuti in
in Sicilia, sostiene Minardo. Si è trattato di un emendamento al DL Energia che permetterà di conferire poteri speciali al governatore con il chiaro mandato di realizzare in tempi brevi i termovalorizzatori. Una nomina attesa da tempo che lo stesso Schifani aveva indicato come addirittura d'arrivo. La notizia l'aveva fornita lui stesso venerdì scorso in occasione della conferenza stampa per tirare il bilancio di un anno di governo. La nomina non sarebbe governativa ma legislativa, almeno questo prevede l'emendamento al decreto legge energia presentato dal deputato di Forza Italia Francesco Battistoni e da altri, adesso approvato. Parla di blitz notturno senza precedenti il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, che attanca anche su altri 800 milioni di fondo sociale destinati alla Sicilia che dice vengono scippati. A Messina 2 docenti sono stati aggrediti dal padre di un alunno dell'istituto Caio Duilio. Alla base del litigio un compito in classe ritenuto copiato. Francesco Triolo. C'è un'indagine delle forze dell'ordine ed una interna della scuola sul grave episodio che si è registrato nella giornata di ieri a Messina nelle aule della sezione staccata dell'Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio, dove 2 professori sono stati aggrediti dal genitore di un alunno. Una mattinata convulsa iniziata con la chiamata del figlio ai genitori per parlare con il professore, ma ben presto la discussione è degenerata e ad avere la peggio sono stati 2 docenti trasportati in ambulanza in ospedale. Poi anche padre e figlio si sono recati al pronto soccorso per fare ricorso alle cure dei medici. La dirigente Daniela Pistorino preferisce non rilasciare dichiarazioni, ha ricevuto questa mattina la relazione degli altri docenti che hanno assistito all'episodio e dalla scuola trapela come tutta la comunità del Caio Duilio sia scossa per quanto avvenuto. Ma la versione della famiglia del ragazzo apre a nuovi interrogativi sui quali stanno indagando gli inquirenti. Il giovane infatti è stato refertato al policlinico dove la madre ha riferito di un'altra aggressione avvenuta lo scorso 12 dicembre, sempre ad opera dello stesso docente, per la quale si era recato al pronto soccorso. Oggi inoltre la famiglia è stata convocata in questura per raccontare la sua versione dei fatti. Alla base della discussione ci sarebbe stato un compito in classe che secondo il professore sarebbe stato copiato. Il caso è stato trasmesso anche ai servizi sociali. Cinema. Io Capitano di Matteo Garrone è candidato all'Oscar 2024 nella cinquina dei film internazionali. Il giovane guineano che ha ispirato la pellicola era ospite di una casa famiglia di Catania. E noi avevamo incontrato il regista recentemente in un cinema catanese. Eva Spampinato. Io Capitano, Italy. Dalla scorsa notte è ufficiale, il film di Matteo Garrone, Io Capitano, è tra i 5 film internazionali che correranno per la statuetta degli Oscar 2024. La pellicola del regista romano era entrata nella shortlist annunciata dall'Academy, quindi tra i 15 film stranieri che erano in gara per essere selezionati. E lui aveva commentato così la notizia ai nostri microfoni. E adesso c'è odor di Oscar. C'è un odorino, sì. Lo avevamo incontrato durante la presentazione del film che racconta l'epica di un migrante del Senegal dall'Africa all'Italia passando per la Sicilia in un cinema catanese. Da allora Garrone ha cominciato un lungo tour di presentazioni internazionali in vista della nomination. Quello che noi abbiamo cercato di raccontare riguardo a questo è il fatto che dietro tutti questi numeri ci sono delle persone e dietro queste persone ci sono delle famiglie, ci sono dei desideri. Il giovane guineano che ha ispirato la pellicola era ospite della casa famiglia Prospettiva qui a Catania ed è proprio lì che Garrone ha conosciuto questa struggente storia diventata un film da Oscar. La notte del 10 marzo scopriremo se i migranti di Garrone, che lui definisce i portatori della nuova epica contemporanea, avranno la meglio su La società della neve, Perfect Day, The Teacher's Lounge e La zona di interesse. Breve pausa, poi il calcio, tra poco le ultime sulla sfida di Coppa Italia tra Rimini e Catania di stasera. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Catania stasera in campo a Rimini per la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Lucarelli ha sottolineato l'importanza del match che può essere una chiave d'accesso prioritaria per i play-off. Intanto cambia il calendario dei rossazzurri. Francesco Triolo.
La semifinale di Coppa Italia può dare una sterzata alla stagione del Catania, può indirizzare anche gli obiettivi che restano fermi oggi sul play-off da disputare da protagonisti. Per questo la gara di stasera alle 20:30 a Rimini ha un grande peso specifico, oltretutto in base al risultato dell'altra semifinale che vede opposte Lucchese e Padova. In caso di passaggio dei Veneti, l'arrivo in finale potrebbe già portare i rossazzurri agli ottavi. Ecco perché superare il turno è fondamentale ed è quello che ha voluto sottolineare anche Lucarelli nel presentare la gara. Sta bene, è consapevole dell'importanza di questa partita e di questa competizione, quindi ho visto una squadra disponibile, ho visto una squadra molto carica, quindi tutti vogliono ovviamente stare vicino alla squadra. Noi abbiamo convocato praticamente tutti, anche gli indisponibili, per stare tutti insieme in un momento, in una serata che è molto particolare e importante per noi. 4-2-3-1, difesa a 3, per l'allenatore non ha importanza, anche se dovrebbe scegliere la seconda opzione, mandando in campo i giocatori più in forma, quelli che gli danno maggiori garanzie. Si parte dalla base vista contro il Brindisi, le scelte dovrebbero prevedere Zanellato, Quaini e Zammarini in mezzo, con Peralta che potrebbe partire da sinistra o giocare dietro le due punte di Carmine e Costantino, sopperendo anche all'assenza per squalifica di Chirico. Superata la gara di stasera, la società si concentrerà anche sul mercato, dove sembra chiuso l'accordo con Teio del Benevento e c'è la possibilità di bloccare Artistico della Virtus Francavilla, mentre in uscita ci sono sempre Marsura, Rocca, Ladinetti, Rizzo, Mazzotta e Bocic. Intanto il rinvio della gara di Picerno fa cambiare il calendario dei rossazzurri. La sfida in Basilicata verrà recuperata martedì 6 febbraio alle 14 ed è stata anticipata la trasferta di Foggia a venerdì 2 febbraio alle 20:45. Parliamo per un minuto di cinema e di migranti e se invece di minacciare sfracelli e arrestare, quando ci riusciamo, qualche presunto scafista, se noi Italia, l'Unione Europea, insomma un po' tutti organizzassimo davvero i famosi corridoi umanitari con partenze programmate, ragionevolmente scaglionate dai diversi paesi africani di immigrazione, con personale italiano o europeo sul posto. Non saremmo a questo punto a buon punto nella soluzione di questo problema che poi, al di là delle chiacchiere, si materializza nell'ormai famoso hotspot di Lampedusa, che quest'estate è arrivato a intasarsi con 6.000 rifugiati, forse anche di più in sole 24 ore. È una delle suggestioni che ispira Io Capitano, il bellissimo film di Matteo Garrone che è appena entrato, avete sentito, avete visto anche il regista, nella cinquina dei migliori film stranieri nella corsa agli Oscar. Potrebbe vincere l'Oscar come miglior film straniero. Non è soltanto un'opera intensa, drammatica, a momenti anche cruda, ma è straordinariamente commovente anche. Andatelo a vedere se ve lo siete perso appena lo riprogrammeranno. Vi renderete conto di quali atroci sofferenze, sevizie, fatiche e privazioni, oltre che continue rapine, sono costretti a subire quelli che decidono di partire, per mesi di sicuro, per anni, quelli che lavorano notte e giorno per trovare il denaro per le varie mafie africane che gestiscono questo o quel tratto prima della partenza. È un dramma globale. L'Europa, le Nazioni Unite si sveglino, agiscano, perché tanto continuerà ad andare avanti anche senza i loro indignati e bellicosi proclami. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna stasera alle 20, grazie e buon pomeriggio.